Casera Canin, alle pendici dell'omonimo monte. Un'escursione con il CAI di Cividale di cui ne faccio parte. Questo è il percorso sul lato sud del Monte Canin. Per raggiungere il punto di partenza prendiamo la strada statale 13 fino a Resiutta. Entriamo quindi nella Varresia per raggiungere l'abitato di Coritis. Sono circa 18 km. Raggiunta Coritis, portiamo alcune auto a parcheggio di Malga Côte per il rientro. Da Coritis il sentiero 642 ci porta verso Berdo di Sotto, Casera Canin, Berdo di Sopra e quindi Malga Côte. Dopo giorni di intense piogge dobbiamo fidarci delle previsioni meteo. In tutta questa escursione si percorrono sentieri tutti ben manutenuti. Addirittura un albero caduto nella notte sul sentiero era già stato tagliato e spostato di lato. Scusate, poi spiego Pietro, adesso l'ho usato come rallentatore stradale. Raggiungiamo presto Berdo di Sotto. Poche case magnificamente ristrutturate. Qui troviamo due persone che saltuariamente ci abitano. Tarcisio, che abbiamo conosciuto durante l'escursione sul Sarthe, e sua mamma, che con grande cortesia ci invita a ritornare a mangiare la polenta. Il sentiero sale abbastanza rapidamente attraversando delle faggete. Dopo uno dei frequenti ruscelli, la vista si apre verso valle. Lì c'è Coritis, vedi dove siamo partiti? Appena sotto, sì. Adesso il bosco lascia spazio al verde di Casera Canin. Sopra di noi si vedono correre un bel gruppo di camosci. Riusciamo a vederli appena finché scollinano dall'altra parte. Ed eccoci arrivati alla splendida Casera Canin. All'interno la casera è curata nei minimi dettagli. Ci sono addirittura le tovaglie ed i fiori sui tavoli.
Da qui la vista sulla Varresia è magnifica. Proseguiamo la nostra escursione verso Malga Côte. A Berdo di Sopra c'è un'unica casa, anche piuttosto malmessa, ma col camino fumante. I boschi misti di faggi, larici e pini cominciano a colorarsi. Anche se quest'anno la stagione è in ritardo ed il freddo non è ancora arrivato. Grazie di averci scelto e seguirci sul nostro canale. Ricordatevi anche di fare l'iscrizione e attivare la campanella. Raggiungiamo l'agriturismo Casera Côte. All'interno un bel fuoco fumante nel caminetto. In auto percorriamo i 3 km di strada che ci separano da Coritis. E qui ci salutiamo con un momento conviviale.